Nella fotografia scattata dall'assessore al turismo della nostra regione, impresso il flusso dei turisti che hanno calcato le nostre spiagge, in diminuzione rispetto alle passate stagioni anche per fattori economici. È un problema anche di costi, cioè lì costa molto poco fare una vacanza e per quanto noi stiamo elevando i nostri servizi, ovviamente il costo della vacanza in Veneto è molto più elevata che in questi posti. Insomma, il Veneto paga dazio per i servizi offerti, certamente di qualità, ma è il caso di dire a che prezzo. Pensate che in Turchia ci sono pacchetti da 600 euro, compreso volo e hotel 4 stelle. È ovvio che è difficile competere con questi prezzi, però si può competere sulla qualità che noi continuiamo ad innovare. Il suggerimento consiglio dell'assessore Caner agli operatori del settore. Io invito anche molti operatori a guardare anche con attenzione questi dati, perché ripeto, nelle spiagge stiamo parlando nella costa di un meno 3%, però veniamo da 3-4 anni di crescita costante, quindi io non lo vedo un dato allarmante, ma un dato che ci deve far riflettere e far capire che dobbiamo sempre continuare a investire nell'innovazione.